Capolista a pari punti insieme al Città di Avola per l'FC Vittoria. L'obiettivo è unico e solo 3 punti per confermarsi in vetta alla classifica e arrivare in grande forma allo scontro diretto della prossima settimana. Il Vittoria riparte dall'affetto del pubblico amico che assiepa i gradoni del Gianni Cosimo e dal nuovo innesto ufficializzato in settimana Rodolfo De Vivo, trequartista che rafforzerà l'11 di Danilo Ruffini. Scorgiamo l'11 biancorosso in porta Leuci, Ardes e Russo a tutta fascia, Sferrazzo, Pettinato e Diop a comporre il terzetto difensivo, Floridia e Leggio in mezzo al campo, D'Agosta e Santana a legare e rifornire Cannarozzi al centro dell'attacco. In panchina a disposizione del tecnico biancorosso Romano, Dio, De Vivo, Pollara, Ventura, Ochi, Cabrera, Campanaro e Morra. Risponde l'11 allenato da mister Monaca, tra i pali Incatasciato, Carcagnolo, Antonio Carpinteri, Militello, Luce, Cristian Carpinteri, Palazzolo, Fichiera, Mongelli, Leoncini e La Ferla. Dirige la partita Davide Quattrotto di Messina, assistito da Giulio Sorace e Armando Rando. Passiamo al film della partita grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Al quarto minuto calcio di punizione di Diop che non scappa al controllo di Incatasciato. Al 10° rifornimento di Santana per D'Agosta che alza la mira. Al 13° il solito Russo, moto perpetuo sulla corsia di sinistra, mette un buon pallone per Cannarozzi che in spaccata non arriva per un'inezia all'appuntamento col gol. Al 19° lavoro sulla sinistra di Diop che mette dentro un traversone dove Leggio impatta e Incatasciato è costretto a rifugiarsi in corner. Al 28° ci prova su calcio piazzato Diop, ma il mancino si spegne alto sopra la traversa. Al 35° premiata la buona volontà del Vittoria, Santana lavora un buon pallone per Floridia che di prima intenzione calcia all'incrocio di giustezza alla sinistra di Incatasciato che non può far nulla. Vantaggio che arriva a suggello di un predominio territoriale dei biancorossi. Il primo tempo si chiude sul vantaggio di misura del Vittoria. La ripresa inizia con un primo acuto per il Megara, il tiro di destro di Leoncini che lambisce il palo alla sinistra di Leuci. Primo brivido per la porta biancorossa dopo nemmeno un minuto, secondi 45 di gioco che iniziano con maggiore aggressività. Amara al secondo entra duramente su Alan Ardes, nessun dubbio per l'arbitro, 4-8 che ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri si incarica Fabio D'Agosta che però si lascia ipnotizzare da Incatasciato, poi salva tutto Cristian Carpinteri rifugiandosi in angolo. Al 10° il Megara si fa vivo con il destro di Pietro Palazzolo, lontano non di molto alla sinistra del portiere Leuci. Al 12° doppio cambio tra le file biancorosse, De Vivo e Morra prendono il posto di D'Agosta e Santana. Al 16° si consuma la dura legge del gol, punizione di Palazzolo, palla che si stampa sul montante, forse anche oltre la linea, tap-in di Carcagnolo, anche un po' fortunoso, non vi arriva Diop ed è 1-1. Padroni di casa che a dispetto della ritrovata parità non demordono e attaccano, anche se non sempre con lucidità. Al 20° cross di Russo, sponda di Morra, non vi arriva Cannarozzi. Al 23° sventola di Leggio, Incatasciato a mani aperte in bello stile evita guai. La panchina biancorossa opera il terzo cambio dentro Dio per Russo, partita che nel finale diventa caotica, ammoniti Pettinato, Mongelli e Luce. Tra le file del Megara anche il presidente Toti Miccoli viene ammonito. Il Vittoria ricerca il pallone lungo per Morra e Cannarozzi, punta pugliese che per 2 volte ha l'opportunità di farsi valere nel cuore dell'area di rigore, manca un po' però di sangue freddo. Vittoria che nel finale ci mette il cuore. Le conclusioni di Leggio e Ardes meriterebbero miglior fortuna, ma l'ultima parola è ancora di un super Incatasciato che non vuole sentirne di essere battuto. Finisce 1-1, un pareggio dai 2 volti per il Vittoria che perde la vetta della classifica, balza al comando solitario il Città di Avola, ma è alle porte il big match, la sfida che può cambiare ancora la sceneggiatura di un campionato ancora nemmeno al giro di boa. Da Francesco Casicci un caro saluto amici di Wisport, appuntamento alla prossima!